Confartigianato Conegliano ha organizzato Che spettacolo di mestiere. L'obiettivo è quello di riuscire a dare un'informazione più completa ai giovani che si stanno avvicinando ad una scelta importante, cioè quella della scuola media superiore e quindi all'idea di avvicinarsi al mondo del lavoro. Quindi presentare una serie di mestieri che sono mestieri evoluti dal punto di vista dei tradizionali mestieri artigiani, perché sono mestieri che sono innervati da 4.0, da robotica, da automazione, da tecnologia, sempre non tralasciando la questione della creatività. Ecco, presentare questi mestieri e nuovi mestieri è l'obiettivo di questo spettacolo. Lo facciamo come? In modo alternativo, con un nuovo format e con l'aiuto degli alcuni. I ragazzi avranno modo di sentire dei testimonial, dei nostri testimonial artigiani, che presenteranno i loro mestieri, come si sono avvicinati e quali sono stati gli elementi del successo delle loro attività. Essendo alle fiere di Govea, il tema non poteva essere quello dell'agricoltura, ma seguito sicuramente da due temi che sono fondamentali nello sviluppo delle aziende e soprattutto delle piccole e medie aziende al giorno d'oggi, e mi riferisco a sostenibilità ambientale e mi riferisco ad economia circolare. Quindi oggi vedremo due nostre testimonial che spiegheranno ai ragazzi come hanno iniziato l'attività e come ha avuto successo la loro attività, e così facendo i ragazzi avranno modo di avere un'idea più chiara di quello che dovranno fare. L'altro messaggio è quello che così facendo diventano protagonisti essi stessi della loro scelta e riusciranno in questo modo a portare avanti e a scegliere a seconda di quello che sono i loro talenti, le loro passioni e di ciò che li renderà felici nel lavorare. Questo è l'obiettivo che vorremmo dare a questi ragazzi con questa e anche con altre iniziative che stiamo portando avanti nelle relazioni e nelle collaborazioni con le scuole medie di primo grado. Noi vogliamo avvicinare gli artigiani, noi rappresentiamo quasi 9.000 artigiani in tutta la provincia di Treviso, vogliamo avvicinare gli artigiani ai ragazzi delle scuole medie, in questo caso di terza media. Vogliamo farli conoscere perché, tranne nei casi in cui ci sono dei familiari, genitori, degli zii che lavorano in imprese artigiane, l'artigianato oggi è poco conosciuto, si ha ancora un'immagine stereotipata legata magari a mestieri tradizionali o artistici, ma l'artigianato oggi è molto di più, come anche questa fiera può ben testimoniare. Già solo la meccanica, le attrezzature per l'agricoltura, la carpenteria meccanica per l'agricoltura sono una filiera molto avanzata dell'artigianato, con una forte iniezione anche di tecnologie. Vogliamo dare un'immagine aggiornata dell'artigianato ai ragazzi delle scuole, perché pensiamo che possa essere un'opportunità per loro, una volta concluso il percorso scolastico, per trovare lavoro, perché le imprese artigiane hanno grande bisogno di ragazzi con nuove competenze e chissà, per qualcuno di loro magari anche diventare domani un artigiano.